autorizza i Panevin nel proprio territorio, siano pure privati, va contro la linea del partito. Sulla decisione dei comuni leghisti di Oderzo e Codogné di consentire i falò dell'Epifania, pur se a livello familiare, interviene con decisione il commissario provinciale del Carroccio, Gianangelo Boff, che a fine novembre aveva invitato i primi cittadini a rinunciare per quest'anno a una tradizione pur cara alla Lega in nome della battaglia, tuttora molto dura, contro il Covid. Si erano subito allineati il capoluogo, ma anche l'amministrazione di Arcade, dove il Panevin è l'evento dell'anno. Ai ribelli, Boff manda a dire: chi in questo momento, senza comunque preannunciarlo, ha deciso di tenere una linea diversa da tutti gli altri, non si spiega anche perché chi lo fa in questo momento non è che fa un piacere o un dispiacere a qualcuno, ma mette in difficoltà anche i colleghi, e lo trovo anche un po' poco elegante in un gioco di squadra che facciamo sulle tante partite che dobbiamo gestire in questo momento. Treviso tira dritto, il sindaco Mario Conte conferma i divieti. Quest'anno l'emergenza Covid ci impone responsabilità e quindi come Comune di Treviso abbiamo fatto la scelta di vietare tutti i tipi di Panevin, sia organizzati da associazioni che privati. Concetto ribadito nel pomeriggio con un post secco su Facebook: qualsiasi falò sarà considerato abusivo e sanzionato. Conte non entra nel merito dell'operato dei colleghi. Quindi io non discuto le scelte dei miei colleghi. Per quanto riguarda Treviso, oltre a una scelta legata appunto alla tradizione, c'è anche un problema legato all'ordinanza antismog che è in vigore. Il nodo potrebbe essere sciolto a livello regionale proprio dal rientro in vigore anticipato dell'ordinanza antismog. Ci si sta lavorando e se andasse in porto metterebbe uno stop generalizzato a tutti i falò.